La 77esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è per il momento confermata al Lido dal 2 al 12 settembre, ma è innegabile che la situazione della pandemia a livello mondiale stia creando preoccupazione anche nello scenario internazionale del cinema ed è seguita in Laguna con una certa apprensione. Il direttore della mostra di Venezia, Alberto Barbera, ha interrotto gli spostamenti, ma resta sereno, più che mai al lavoro da casa e rassicura gli animi. Io sto lavorando, ricevo tantissimi link di film per la selezione del Festival di Venezia, vuol dire che nessuno si ferma, vuol dire che siamo speranzosi, che tutto si risolverà nel giro di qualche settimana. La mostra del cinema per fortuna è prevista a settembre, quando il coronavirus sarà, speriamo, soltanto un bruttissimo ricordo, però felicemente risolto. La preoccupazione comunque c'è anche per la mostra di Venezia. Il Festival di Cannes, da parte sua, ha già annunciato lo spostamento in avanti da maggio, potrebbe slittare a fine giugno, ma anche addirittura per quest'anno saltare. Venezia rimane ancorata al suo festival, ultimo baluardo di un 2020 catastrofico per il turismo. Potremmo ritrovarci insieme all'appuntamento più amato dai veneziani, che è quello con la mostra del cinema, che quest'anno coinciderà anche con l'apertura della mostra di architettura. La Biennale è nel cuore di tutti, non soltanto dei veneziani, e ci auguriamo che questo appuntamento di settembre possa funzionare anche come momento di ripartenza gioiosa, condivisa, legata alla cultura, che è quello che ci può salvare anche nei momenti più bui, più difficili della nostra esistenza. Un quadro più chiaro si potrà avere solo a maggio. La diffusione del virus potrà far fare delle valutazioni anche sugli spostamenti dei divi, attori e registi di Hollywood, ma i film da visionare già oggi non mancano.